convegno di oggi, organizzato da CFS in collaborazione con Certottica, Liti Segato di Belluno e Negrelli di Feltre, è finalizzato a presentare una nuova metodologia formativa finalizzata anche a operare nel sistema casa e sistema territorio, che sono poi le nuove direttive che noi stiamo seguendo come scuola edile. Non più solo il costruire, ma il costruire integrato, tenendo conto di tutte le innovazioni che sono legate al nuovo costruire nella casa e nel territorio, finalizzato al risparmio energetico, al vivere meglio e al vivere in condizioni ambientali migliori, anche nel risparmio energetico e nella salvaguardia del territorio. Il convegno di oggi fa sintesi di tutto questo attraverso due progetti dove abbiamo avuto finanziamento dalla Regione Veneto e che andremo a sviluppare nel corso del prossimo inverno. Buongiorno, il workshop che si è svolto oggi è andato a presentare il progetto Scuola Innovativo, un progetto approvato dalla Regione Veneto e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Abbiamo presentato la linea 1 e la linea 2 in collaborazione con Certottica. Linea 1 sarà un progetto che si svilupperà più sullo stimolare l'imprenditorialità dei ragazzi. Quali ragazzi? I ragazzi del Liti Segato, del Brustolon e del CFS. Lavoreremo con un business coach che supporterà i ragazzi nell'idea imprenditoriale, che vuole in questo caso andare a vedere come il legname, tutto il legname che nel post vaia si è accumulato, può essere utilizzato. La linea 2 invece vedrà come partner il Liti Negrelli e il capofila sarà appunto il CFS e vuole concentrarsi più sul sistema casa, quindi ci sarà una partnership con gli indirizzi elettronica, gli indirizzi CAT e l'indirizzo informatico del Liti Negrelli di Feltre. Il tutto attraverso una metodologia innovativa, didattica, la collaborative learning, quindi un collaborare i ragazzi usando il metodo del BIM.